Questo è un messaggio per gli attivisti di ultima generazione. Va bene Roma, va bene Firenze, va bene tutte le capitali delle città d'arte, ma Venezia, non vale niente questa città? Venite a imbrattare la Basilica, venite a imbrattare il Palazzo Ducale. Se volete lanciare un messaggio, lanciatelo anche da qua. Mentre il sindaco gioisce per l'identificazione con conseguente sanzione dei 5 responsabili di tuffi e acrobazie a Venezia, il blogger originario di Varese ma veneziano d'adozione lancia una forte provocazione sui social e lo fa, dice, proprio per amore della città che si sta riducendo a essere solamente attrattiva turistica. Era una provocazione per far riflettere su cosa vuol dire, più che altro sull'andamento della città, che a forza di tenere questi monumenti perfetti che non si devono rovinare, la città comunque muore, cioè il monumento deve essere vivo, la città deve essere viva, se non la tieni viva cioè ci fai un parco turistico, no? Per me la città è un animale vivo e se non ci sono i cittadini, da un certo punto di vista, che senso ha avere Piazza San Marco? E ricordiamolo che però imbrattare, cioè non è andare con gli uniposca, si usano delle vernici che sono lavabili ed è molto più lavabile quello del fatto che la città si sta svuotando. Abbiamo fatto meno 50.000 abitanti quest'estate, mi pare, e la notizia è passata totalmente nel silenzio. Quindi è più importante dover pulire una colonna del Palazzo Ducale o ragionare sul fatto che Venezia ha sempre meno abitanti. Quindi se volete colpire duro un posto dove vergogna, non si rovinano le cose, questa è Venezia. Venite e lanciate vernice qua a Venezia, perché qui farà sicuramente ancora più rumore che dei posti che avete scelto nel passato. E questa provocazione è finita dritta dritta nelle mani della Digos, motivo per cui Federico è indagato, ma la cosa non sembra preoccuparlo, anzi. Bene. Bene. E sui tuffatori dice: Fan bene perché è l'uso che la città si merita per come si racconta. Se tu la racconti come un posto dove vieni, vedi, spendi, mangi e vai, tanto vale che poi tu la usi come ritieni giusto.